Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Ho sempre agito con trasparenza e sono pronto a chiarire. Si difende così l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, indagato per peculato. Secondo l'accusa avrebbe usato per fini personali l'auto assegnatagli per svolgere le funzioni istituzionali. Favara, svolta nelle indagini dell'omicidio del commerciante di automobili Francesco Simone, ucciso nella sua abitazione di campagna. Arrestato il vicino di casa, avrebbe sparato al culmine di contrasti di vicinato. In Sicilia per centinaia di stalle senza acqua, allarme degli allevatori. Coldiretti lancia l'allarme e intanto raccoglie e consegna nell'isola il primo carico di fieno per sfamare gli animali. Catania, veleni e polemiche in vista della nomina del nuovo procuratore. Contro ingerenze e condizionamenti della politica, le associazioni antimafia chiedono l'intervento di Mattarella. La Sicilia ha perso quasi 100.000 abitanti negli ultimi 5 anni. All'origine la fuga dei cervelli fra i più giovani e le aree interne che si spopolano. In controtendenza Catania e Ragusa, attrattive per gli studenti. Siracusa, degrado al parcheggio Talete, tende, materassi, rifiuti e cattivi odori tra le auto. Lo sfogo dei residenti, la città è abbandonata. E poi il calcio, domani il Catania ospita l'Avellino nella semifinale di andata dei play-off di Serie C. Al Massimino previsto un altro pienone. Bentrovati, dunque si difende dalle accuse l'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, indagato per peculato per l'uso disinvolto dell'auto blu. Posso spiegare tutto, dice il deputato di Forza Italia, e poi adombra sospetti. Credo si tratti dello stesso assalto mediatico che ho già subito un anno fa. Manlio Viola. Posso spiegare tutto, anche le frasi colorite. Gianfranco Miccichè non ci sta a fare la figura del politico che si approfitta dei benefit pubblici e li usa come se fossero privati. Io e il mio staff abbiamo sempre lavorato ed agito con la massima trasparenza e rigore. Sono pronto a chiarire tutto davanti agli organi competenti, dice in una dichiarazione ufficiale l'ex presidente dell'ARS, indagato per peculato, truffa e false attestazioni. Questa mattina alla Finanza gli ha notificato un divieto di dimora a Cefalù, dove è residente, e gli ha sequestrato poco più di 2.000 euro, che sarebbero i costi che l'ARS ha sostenuto per il suo illegittimo uso dell'auto blu. Indagato anche il suo autista Maurizio Messina, al quale Miccichè avrebbe firmato missioni mai realizzate, 76 in tutto, che gli avrebbero fruttato oltre 10.000 euro. Ma l'ex presidente dell'ARS nega tutto. Mai portato il gatto dal veterinario con l'auto blu, questo è certo. Se ci sono stati altri episodi saranno chiariti. Ho la sensazione che questa vicenda, dice, sia la prosecuzione del massacro mediatico che ho subito qualche mese fa. Si riferisce chiaramente anche all'indagine dei pubblici ministeri di Palermo di un anno fa, che condusse agli arresti domiciliari lo chef Mario Di Ferro, accusato di aver procurato cocaina all'ex presidente, che poi ammise di averne fatto consumo in passato. Lui non era indagato e tentò anche di difendere Di Ferro. Miccichè era tornato alla ribalta politica intanto 10 giorni fa, dopo un lungo isolamento, dopo la notizia del suo impegno a sostenere il candidato Forza Italia alle europee nell'isola, Marco Falcone, con il quale i rapporti sono tornati buoni dopo i dissidi del passato. Infine, Miccichè contesta anche la misura del divieto di soggiorno a Cefalù. Sinceramente non capisco perché Cefalù, lì c'è casa mia dove vivo e dove sono residente, dice all'Ansa. L'auto blu raggiungeva quella cittadina solo per venirmi a prendere a casa e portarmi in assemblea, conclude. A Favara, svolta nelle indagini dell'omicidio del commerciante di automobili Francesco Simone, ucciso il 7 dicembre del 2023 nella sua abitazione di campagna. I carabinieri hanno arrestato il presunto killer, il vicino di casa che avrebbe sparato al culmine di banali contrasti di vicinato. Davide Sardo. Al mattino del 7 dicembre scorso 3 colpi di pistola hanno infranto il silenzio nelle campagne di Favara, in una zona isolata e poco abitata con strada Poggio Muto. I proiettili uccisero un commerciante di automobili di Favara, Francesco Simone, 69 anni. Adesso i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato Stefano Nobile, 58 anni, di Favara, ritenuto responsabile
dell'omicidio. Stefano Nobile è stato un vicino di casa di Simone, non risiede stabilmente a Favara e avrebbe sparato al culmine di banali contrasti di vicinato. Più in particolare sarebbe insorta una contesa sulla gestione e sull'uso di una strada e di un cancello che consentono l'ingresso alle rispettive abitazioni rurali. Francesco Simone fu freddato alla sprovvista, intento a lavorare nel suo appezzamento di terreno. I carabinieri, che hanno sostenuto le indagini coordinate dalla Procura di Agrigento, ritengono che gli indizi di colpevolezza raccolti a carico di Nobile siano gravi e concordanti. In Sicilia per centinaia di stalle senza acqua allarme degli allevatori. Coldiretti raccoglie e consegna nell'isola il primo carico di fieno per sfamare gli animali. Luca Ciliberti. Le zone interne sono ormai arse, campi di grano e pascoli completamente secchi a causa della perdurante mancanza di pioggia. Centinaia di allevamenti non riescono più a sfamare i propri animali per la mancanza di acqua e foraggio bruciato dalla siccità, con il serio rischio di vederli morire. È ormai drammatica la situazione nelle campagne della Sicilia, dove oggi è arrivato il primo carico da 1,5 milioni di chili di fieno donati da Coldiretti e da altre associazioni di agricoltori per dare un aiuto alle stalle dell'isola letteralmente in ginocchio. È un piccolo segnale, ma un grande impegno di solidarietà verso tante aziende che in questo momento si trovano in grave difficoltà. Le stime attuali parlano di un calo del 70% del raccolto, ma la situazione, se dovesse perdurare, rischia concretamente un vero e proprio azzeramento. E gli allevatori sono costretti a comprare il prodotto fuori regione a costi difficili da sostenere, considerata la grave crisi. Purtroppo in Sicilia, dopo mesi, si sta verificando quello che abbiamo sempre detto. La mancanza di foraggio e di pascolo sta portando a noi allevatori a macellare tanti animali, rischiando di mandar via tutto il nostro patrimonio zootecnico. Questo per noi è inaccettabile, perché è frutto di tanto lavoro e tanti sacrifici. Tutti i comparti dell'agroalimentare e della zootecnia siciliana sono ormai allo stremo, perché la mancanza di acqua è aggravata anche dalle reti idriche fatiscenti che ne favoriscono la dispersione. Spesso la scelta degli allevatori è quella drammatica di macellare i propri capi, quindi il proprio sostentamento economico. Stallo al CSM sulla nomina del nuovo procuratore di Catania, il gioco delle correnti e presunte ingerenze della politica alla base. Le associazioni si mobilitano e chiedono l'intervento di Mattarella. La nomina del nuovo procuratore di Catania è in stallo. La quinta commissione al CSM non riesce a fare sintesi sul successore di Carmelo Zuccaro. I nomi in lizza circolano da settimane, con un borsino in continua evoluzione. In poi ci sarebbero i procuratori aggiunti etnei Sebastiano Ardita, Ignazio Fonso e Francesco Puleio, e poi il capo della procura di Potenza Francesco Curcio. Alla base dello stallo ci sarebbero la logica del solito gioco di spartizione delle correnti e i veti incrociati della politica, così come confermato da più fonti interne al CSM. Al Consiglio ci sono due componenti laici che seguono con interesse questa nomina, entrambi di Fratelli d'Italia. Uno di loro è Felice Giuffre, professore universitario a Catania, favorevole alla nomina di Ardita. Il magistrato infatti ha un trascorso giovanile con il Fronte della Gioventù e fu indicato come candidato a sindaco di Catania prima di Trantino. Alla radice dell'ostilità però c'è soprattutto il ruolo di spicco in autonomia e indipendenza, fondata assieme ad altri 3 fuoriusciti dalla corrente di destra di magistratura indipendente, e lo stretto legame che Ardita ha con Nino Di Matteo, che non ha mai nascosto il suo feeling con il Movimento 5 Stelle. Da qui il presunto non gradimento di Ignazio La Russa. Così l'altro laico, Rosanna Natoli, avvocato di Paternò, sarebbe orientata su Ignazio Fonso, mentre il togato catanese Marco Bisogni spingerebbe per Francesco Puleio. Curcio invece sarebbe molto stimato dal procuratore antimafia Giovanni Melillo. Sullo stallo e sulle presunte ingerenze si mobilitano le associazioni, che hanno organizzato un presidio di fronte al Tribunale e chiedono l'intervento di Mattarella. Il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, sancito dall'articolo 104 della Costituzione. Non è tollerabile che esponenti politici o singoli partiti possano e vogliano intervenire sulle nomine del Consiglio Superiore della Magistratura. Il relatore della commissione del CSM interessata in settimana tornerà a chiedere il voto, che è saltato giovedì scorso. Tra Aragona e Agrigento, pedalata della memoria in ricordo di tutte le vittime della mafia, con una cerimonia sul luogo dell'agguato, ricordato il giudice Livatino, Davide Sardo.
Lo sport e i risvolti sociali protagonisti ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove in ricordo delle vittime della mafia si è svolta la prima edizione della pedalata della memoria organizzata dall'associazione Mountain Bike Aragona. In particolare l'iniziativa ha inteso commemorare il beato giudice Rosario Livatino, assassinato da un comando della Stigia la mattina del 21 settembre del 1990. Dopo il raduno nei pressi del municipio e saluti istituzionali, gli sportivi e appassionati di mountain bike sono dilagati nella pedalata cicloturistica in direzione strada statale 640 verso il luogo dell'agguato al magistrato canicattinese. Dinanzi alla stele commemorativa del giudice sono state ricordate tutte le vittime della mafia ed è stata letta una poesia dedicata a Rosario Livatino. Senza legalità lo sport non ha la esistenza. Essendo un catalizzatore sociale dove ruotano appunto tutti i ragazzi di qualsiasi età, è importante dare questi segnali. Perché a scuola se ne parla tantissimo di questo personaggio morto perché ha sconfitto la mafia in un certo qual senso. Diciamo che questa è la vera verità, che alla fine la mafia è sconfitta e il diritto, diciamo, la giustizia trionfa. È un messaggio che vogliamo soprattutto trasmettere ai più giovani perché la testimonianza di quest'uomo che ha pagato un prezzo così caro non si perda. La pedalata in memoria di Rosario Livatino si è conclusa con la piantumazione di un albero donato dal comune di Aragona. Resta in prognosi riservata, ricoverato in rianimazione al civico di Palermo un operaio di 50 anni impegnato nei lavori di manutenzione dei pali dell'illuminazione del comune di Giuliana, nel Palermitano, finito in un burrone insieme al camion con la gru e il cestello. L'operaio è salvo grazie all'intervento dei sanitari del 118 arrivati in elisoccorso. I carabinieri hanno sequestrato documenti al comune di Giuliana sull'appalto da 50.000 euro per i lavori nei quali era impegnato l'uomo. E continuano a Casteldaccia gli accertamenti irripetibili degli investigatori nella zona dell'impianto di sollevamento liquami dove hanno perso la vita 5 operai. L'avvocato che assiste il superstite Domenico Viola, le cui condizioni sono migliorate, ha chiesto che i consulenti accertino anche se vi sono stati sversamenti di liquidi o di altro genere provenienti dalla vicina azienda vinicola. Nell'inchiesta sono indagati il direttore dei lavori di AMAP, l'amministratore della TEC, la società che si era aggiudicata l'appalto dello Spurgo, e il socio della Quadrifoglio Group che aveva ottenuto il subappalto dei lavori. E cambiamo argomento, la Sicilia negli ultimi 5 anni ha perso quasi 100.000 abitanti. Fuga dei cervelli fra i più giovani, aree interne che si spopolano. In controtendenza Ragusa e Catania, città attrattive per i ragazzi che studiano. Giusy Lazzara. Lo spopolamento in Sicilia non riguarda solo le aree interne o montane. Non è una questione limitata. In tutte le province, dicono i dati Istat, in 5 anni si sono persi 94.000 abitanti. Al di là delle percentuali, in leggera controtendenza solo Ragusa e Catania. Per quanto riguarda le zone urbane, questo fattore di persistenza come fattore attrattivo per i giovani è piuttosto peculiare per la Sicilia. Quindi questo, diciamo, teoricamente mette la Sicilia e le zone urbane in una condizione meno sfavorevole rispetto al resto della penisola. Il dato generale parla di un calo dello 0,4% rispetto all'anno scorso. La maglia nera della crisi demografica aspetta Enna con meno quasi 8.000 abitanti. Lo spopolamento è qualcosa che appunto ci appartiene e ci apparterrà? Allora, qui si richiamano le politiche pubbliche che dovrebbero supportare appunto le famiglie e la natalità in senso generale. La creazione di infrastrutture che consenta alle donne di poter essere tranquille quando loro decidano appunto di avere un bambino. E per far fronte alla crisi, che è anche economica, dei piccoli comuni delle aree montane, la Regione siciliana ha istituito un fondo per la montagna, finanziato con 20 milioni di euro. Risorse che puntano a migliorare le infrastrutture, la dispersione idrica, l'efficienza energetica e la viabilità e alla salvaguardia ambientale. Saranno sufficienti per ripopolare questi territori? Siracusa, tra monumenti e degrado, dalla periferia al centro storico, tante le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, lo sfogo dei residenti, la città è abbandonata. Francesco Aloi.
Noi arriviamo da Cagliari, stiamo visitando Siracusa in alcuni giorni e devo dire che abbiamo notato insomma un certo degrado. Tra gli abitanti di Siracusa c'è anche il signor Degrado, un residente che di andare via non ci pensa proprio. Scherzi a parte, in città la situazione è pietosa. Tante le segnalazioni che arrivano al 342 7455 005, tutte per lo stesso motivo, rifiuti e abbandono. È imbarazzante far vedere anche ai turisti questo degrado. La città è abbandonata? A se stessa, molto, sì, totalmente abbandonata. Io pago normalmente la Tari, pago tutto, però non vedo nulla. Alcuni messaggi ci portano al parcheggio Talete. Siamo ad Ortigia, in pienissimo centro, e la situazione è questa. Escrementi sparsi ovunque e cattivi odori. E poi quello che dovrebbe essere il punto ristoro diventa isola ecologica. Come si vede, mancano anche gli estintori. Valorizzare anche i parcheggi stessi, che comunque sono fondamentali per le persone che vengono, anche turisti. Monumenti e bellezze passano quasi in secondo piano. Chi visita la città e parcheggia qui l'auto, dopo il Tour di Ortigia, quello che ricorda di più è il degrado. Degrado che ha piantato le radici anche allo sbarcadero. Ce ne eravamo occupati qualche settimana fa, ma nulla è cambiato. Qualcuno commenta così: il comune sembra fare orecchie da mercante. E poi qualcun altro parla di festival, del degrado. Funerali a Palermo di Samuele Fuschi, il motociclista morto nei giorni scorsi a causa probabilmente di un fosso nell'asfalto. E nel capoluogo siciliano adesso è emergenza buche. Marco Gullà. Una morte assurda, è quello che ripetono amici e parenti prima e dopo la celebrazione dei funerali di Samuele Fuschi, il motociclista morto a Palermo probabilmente a causa di una buca sull'asfalto. I figli e la moglie piangono ininterrottamente. Il parroco che officia la messa prova a confortare la famiglia. Tu hai fatto quell'intervista che ti devi occupare delle sorelle, occupati anche della tua fede. E in quella fede devi sostenere sì la famiglia, ma sostieni soprattutto te stesso. Intanto l'inchiesta della Procura di Palermo su cosa è successo in Viale Regione Siciliana prosegue. A Palermo è però allarme buche, un pericolo costante, soprattutto per chi va in moto. E quella che vedete alle mie spalle è una delle scene, delle cartoline di questa emergenza buche a Palermo, un contenitore proprio al centro della carreggiata per segnalare che c'è appunto una buca. Siamo in via Lincoln. Automobilisti che, come vediamo dalle immagini, devono aggirare il contenitore per proseguire la propria marcia. Turisti increduli, ma anche altre strade del capoluogo siciliano sono come la Groviera, una nuova emergenza da fronteggiare. Oggi è giornata mondiale delle api, iniziative, incontri e confronti per salvare uno degli insetti più utili del pianeta. Rischiano l'estinzione, senza di loro ci sarebbe poca vita. A Via Grande si insegna ai bambini il rispetto per gli insetti che ci danno il miele. Tonino De Mano. Rischiano l'estinzione e per questo motivo vanno tutelate, salvaguardate e protette. Nella giornata mondiale delle api da Via Grande si leva alto il grido d'allarme in difesa di questi laboriosi insetti impollinatori fondamentali per molte specie coltivate in tutto il mondo. Senza le api, per intenderci, sarebbe a rischio la produzione di mele, noci, frutti di bosco, pomodori, caffè e cioccolato, per non contare dell'importanza legata agli equilibri della biodiversità. Cosa succede se per caso dovesse scomparire l'ape? Cito Albert Einstein che disse che in soli 4 anni dopo l'estinzione delle api la specie umana farebbe la stessa fine. Cambiamenti climatici, pesticidi, parassiti, insetti molesti e siccità stanno giocando un ruolo determinante, gli alveari si svuotano e non è un bel segnale. Il problema è serio perché le api rappresentano quell'anello fondamentale dell'equilibrio degli ecosistemi naturali senza il quale sparirebbe tutto. Abbiamo visto tanti bambini, la cultura parte dal basso. Qual è la frase da dire a un bambino sull'ape? Ce ne sono tante. Spesso noi chiediamo ma le api sono amiche o nemiche dell'uomo? I bambini devo dire che sono molto più attenti degli adulti e lo sanno, e sanno rispondere bene.
Toccherà alle nuove generazioni cercare di invertire la rotta attraverso il rispetto per l'ambiente e per farlo bisogna investire molto sulla prevenzione e sull'informazione. Salvare le api significa anche salvare l'economia. A rischio solo a Zafferana ci sono almeno 300 aziende per un comparto in sofferenza che registra per il quinto anno consecutivo un crollo verticale della produzione di miele. A 3 anni dalla morte di Franco Battiato, Acireale ha reso omaggio al grande autore che nella città accese si è formato e ha vissuto, con la messa arcaica e le canzoni mistiche nella Basilica di San Sebastiano. In occasione dell'evento è stato annunciato che il Palasport di Acireale sarà dedicato a Franco Battiato. Eva Spampinato. Alla rugiada che si posa sui fiori. La musica sacra di Franco Battiato è un capolavoro da riscoprire, un lavoro meno conosciuto rispetto alla produzione pop dell'autore, ma che è testimonianza dell'incessante ricerca intima e musicale del maestro. A meditare. A 3 anni dalla scomparsa del visionario cantautore e compositore che ha segnato la musica, la poesia e l'arte in Italia, Acireale lo ricorda con la messa arcaica e le canzoni mistiche nella Basilica di San Sebastiano. Il pianista accese Angelo Privitera, che per 36 anni ha condiviso il percorso umano e artistico di Franco Battiato, è stato protagonista della serata insieme con Fabio Cinti, il nuovo quartetto italiano e l'orchestra e il coro del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. La messa arcaica, pubblicata 30 anni fa, fu l'ultimo concerto di Franco Battiato nel settembre 2017 al Teatro Antico di Catania. Assomiglio io che devo. Uno degli esempi più alti del legame che Battiato aveva con la spiritualità e i temi legati al sacro. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. E adesso una pausa, torniamo tra poco. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Catania, cresce l'attesa per l'andata della partita del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C. Domani al Massimino arriva l'Avellino, sulla carta favorito, stadio esaurito e rossazzurri che devono per forza vincere almeno una partita. Francesco Triolo. Forse è la squadra più ostica da affrontare l'Avellino e preparare una partita del genere di tale importanza e difficoltà non è certo facile in appena 2 giorni, ma questi sono i play-off e il Catania è pronto alle sfide più complicate. Gli Irpini sono l'unica squadra tra le prime 8 classificate del girone C a non essere stata battuta dai rossazzurri nel corso della stagione regolare. Entrambi i precedenti sono favorevoli agli uomini allenati a Pazienza, 2-0 al Massimino, 5-2 al Partenio. Federal 3-5-2, l'Avellino ha inoltre chiuso bene la stagione, perdendo 2 sole partite nelle ultime 13 e vincendone 7, con un'attenzione in più al bomber Patierno, capocannoniere del girone con 20 gol insieme a Murano. Insomma, per questo motivo, se questo periodo di sosta non ha arrugginito le ginocchia dei campani, l'Avellino è la squadra più ostica. La prevendita sta andando a buon ritmo, ieri è partita quella dedicata agli abbonati, dal pomeriggio quella libera, il Massimino dovrebbe essere ancora una volta sold out. Sul fronte squadra invece Zeoli deve verificare le condizioni di Monaco e quelle di Sturaro, che in questa fase potrebbe essere un valore aggiunto. Rispetto alla partita con l'Under 23 dell'Atalanta, il Catania stavolta ha l'obbligo comunque di vincere almeno una partita, perché peserà di più la posizione di classifica dell'Avellino. Quindi occorrerà un atteggiamento anche più propositivo, cercando magari quel pizzico di fortuna che fa andare la palla in rete, piuttosto che a sbattere contro un palo. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.